Mister Mauro Zironelli, Glamoccanin la riapre ma non basta, vince la Luparense, ti chiedo un'analisi, un commento sulla gara. Ma abbiamo preso i 2 gol praticamente dentro nel primo minuto di entrambi i tempi, quindi ehm, scarsa comunque concentrazione perché se prendi i 2 gol nel primo minuto del primo tempo, nel primo minuto del secondo tempo è quella cosa lì, che contrariamente a quello che abbiamo fatto a destra, che avevamo avuto 2 occasioni in 2 minuti, in 1 minuto e questa volta ma comunque il tempo delle scuse è finito, mancano 9 partite, c'è bisogno di far vedere veramente chi vuole rimanere a Carlino oppure diventa dura, perché abbiamo fatto gol, abbiamo preso un palo, però come con il Legnago la verba agonistica che abbiamo messo non è consona secondo me al momento, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, però la realtà è quella, abbiamo subito 2 azioni, hanno fatto 2 gol, si sono difesi bene e è troppo poco per provare a portare a casa la partita, quindi bisogna farci un esame di coscienza tutti, in primis io che sono il responsabile, ma poi in campo ci va la determinazione, il cuore del giocatore e al momento quello che mettiamo non è sufficiente. Quindi mi dispiace dire queste cose perché abbiamo subito parecchi infortuni, tutto quello che vuoi, però adesso la domenica prossima siamo tutti e non ci sono più scuse. Quindi chi vuole mordere il freno e tirare fuori il carattere, abbiamo 9 occasioni per poterlo dimostrare perché nel girone di ritorno se non siamo ultimi siamo penultimi, quindi è una brutta cosa, ti ripeto, la cosa che mi è successo quest'anno non mi è mai capitata in carriera, però adesso dobbiamo metterci un freno a questa emorragia perché non va bene, posso capire tutto, però eh, ci sono delle circostanze in cui bisogna fare molto meglio e nel mestiere, nel cercare di tenere palla e non riusciamo a fare questo che sono le basi fondamentali